Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signore e signori, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette! il podcast delle chiacchiere perfette. Dove si parla di tutto e di niente. Oh, benissimo, benissimo. Oggi abbiamo un ospite. Special ospite. Molto. Però abbiamo anche molti ascoltatori, grazie a lei, nuovi ascoltatori. Assolutamente. Ma che cos'è podcast, Ciaccoette Podcast? Allora, Ciaccoette Podcast è quel podcast che vi accompagna con delle chiacchiere leggere. Da bar. Da bar. Giusto. Giusto? Giustissimo. Di che cosa parliamo? Oggi parliamo di scuola. Esatto, però Per di forza. solito con Ciaccoette che cosa parliamo? Di tutto e di niente. Brava! Ma intanto, seconda ospite abbiamo qui nel nostro podcast. Io ho il piacere che ti spieghi chi sei, raccontaci chi sei, perché Vai. noi ti conosciamo. Vero. Qualcuno sicuramente sa Me lo chi auguro, sei. me lo auguro. Certo, però per chi non ti conosce? Io sono Linda, sono una maestra della scuola dell'infanzia, vengo da Bergamo, quindi sentirete un accento un po' diverso da quello a cui siete abituati di solito. E di solito sui social mi presento come Linda quasi maestra e racconto quello che succede a scuola. Quindi Ok. le mie giornate alla scuola dell'infanzia, le attività che facciamo, i grembiuli che svuotiamo, i libri che leggiamo, tante belle cose. Tante belle cose, ma io ho già una domanda. Allora, noi intanto abbiamo il nostro leggio che ci prendiamo sia io che le Irene. Come mai quasi maestra? Quasi maestra perché ho aperto questo profilo quando ero tipo al primo, secondo anno di università e quindi non ero ancora laureata. Non che io adesso lo sia, ma siamo addirittura di arrivo. Dai, manca quindi poco. manca davvero molto poco. Vedrete i fuochi d'artificio da Bergamo fino a qua, Ma dopo dovrai cambiare il nome del profilo? No, me lo dicono tutti, però no, penso di no. Penso che terrò quasi maestra. Perché è un po', non so come dire, però penso che non si smette mai di imparare, o no? Ok, Quindi, cioè, dai. io dai miei bambini e viceversa, quindi mi piaceva il nome Linda quasi maestra, ormai mi conoscono tutti così. Teniamo Linda quasi maestra. Certo, assolutamente, assolutamente. Allora, Linda, prima di partire con le nostre ciacquette, ci hai seguito? Sì, assolutamente sì. Conosci come funziona Ciaccoette Podcast? Conosco bene come funziona. Perfetto, allora saprai benissimo che dietro di te c'è qualcosa. Sì, abbiamo un bellissimo bottone, lo possiamo chiamare, Ah, pulsante. certo. Pulsante. Lo recupero subito. Vai. Voilà. Abbiamo questo bellissimo pulsante rosso. Devo spiegare come funziona. Certo! Io, ragazzi, Guarda che noi non siamo mica qua per lavorare, sai, lavori tu oggi, Ok. Pensavo di avere il sabato di riposo invece. Questo pulsante serve per ogni parola in vento, in dialetto che verrà detta, che io non capisco, palesemente Esatto. non capirò, quindi lo schiaccerò e mi dovrete dare la traduzione, così Esattamente. cerchiamo di imparare qualcosa, Sì. anche se è un sabato non scolastico. Però possiamo fare anche il contrario, perché probabilmente anche tu avrai qualche chicca Assolutamente. bergamasca. È molto probabile che durante questa bella lezione salti fuori qualche parola in bergamasco, quindi potete schiacciarlo anche voi. Ne abbiamo già imparata una, poto. Pota! Pota, ho sbagliato. Pota, è vero, tanti me lo chiedono se è di Bergamo o di Brescia. È di Bergamo, io ve lo dico che è una cosa di Bergamo. È un intercalare, non significa chissà che cosa, anzi, ad esempio io posso dire... Ah, guarda, oggi c'è il sole, ti dico, Pota, non l'hai visto, non te ne sei accorto. Quindi, Ok, quindi ovvio. esatto, in questo caso come Ok. ovvio. Vuol dire Sì, un sì. po' tante cose. Sì, Ok. sì, sì. Un po' come una nostra parola in dialetto veneto che diciamo è tipo freschin. Freschin vuol dire tante cose. Sì, vuol dire tante cose. Tu sai cosa vuol dire freschin? No. No. Allora- Freschetto? No, non beh, c'entra niente. potrebbe anche significare che fa freschetto, però Sì. Se fresco è fresco. Ok, cioè, c'è fresco. Sì. Ok. sì, se freschin dici sì, fa un po' freschetto, un po'. Ok. Però freschin Però- noi la utilizziamo in un'altra maniera. Sì. Ovvero, Dimmi. gese pussa da freschin. C'è puzza da freschino. Ma che vuol dire? Cioè? Allora, la puzza da freschino, qua in dialetto veneto,
cioè in Veneto, Sì. significa letteralmente, allora cerco di descrivertela la puzza. vai. Hai presente i piatti sporchi, Sì. lavati però male? Ok, Oppure ok. il calzino puzzolente Ok, bagnato? Ok, Sì. appena piove che ci sa da... Una puzza Freschina. strana fuori? Ok, ah, ok. Oppure anche il cane bagnato? no! O anche le uova Le uova marce? andate amaro. Ok, Ecco. quindi non Quello c'è è proprio con freschino. freschetta, è proprio una roba un po' Sì, putrida, un po' sì, marciulenta. sì. Però- Quella Esatto. roba lì. Quella è un Ok. po' putrida. Putrida, Sì, esatto. sì. Quindi, ecco, hai imparato una nuova parola in dialetto Grazie. veneto. Abbiamo imparato una nuova parola per chi non la sapeva. Che Certo. comunque è intraducibile. Non Esatto, esiste traduzione. Esatto, è come il potam, Eh. uguale. ci siamo, perfetto. Quindi il pulsante abbiamo capito cosa serve. Molto bene. Ottimo. Esatto, però prima di partire con le nostre ciacquette, che Mhm. ovviamente vuol dire chiacchiere, chiacchiericcio, chiacchiere, cosa c'è, amore? Ovviamente la mia rubrica Ciacco Cheers. Ciacco Cheers! Ed eccoci con Ciacco Cheers. Che cosa abbiamo portato oggi? Allora, siccome io sono Vediamo. esperta di questi aperitivi, Ho notato. Mattia, sei fortunato, te lo dico. ecco, ho deciso di ricordare, rimembrare un po' le mie merende. Ok. Di quando ok. ero alla scuola dell'infanzia. Mhm. O di quando tornavo a casa al pomeriggio e avevo tantissima fame e dovevo classico. assolutamente mangiare. Quindi ho ben pensato di portare dei deliziosi tramezzini. Mamma Che mia, lusso, che lusso. super farciti. Sì, Mamma. super extra farciti, sono i miei tramezzini preferiti. Ma il vostro gusto preferito? Proprio quello che ho scelto. Cioè? Prosciutto cotto e carciofini. Ah. Buono. Io opto per Bresaola. Bresaola. Molto buono, sì. Ma se dovessi scegliere un gusto in assoluto di tramezzino che Allora, vuoi? in assoluto Philadelphia e prosciutto cotto. stai un po' sul light, easy. Classico, easy. sì, semplice. Eh. Anche tanto salame, Ah, mortadella, cioè funghi? nì, No. non nel tramezzino. Ma tonno e ok? cipolla? Cipolline? No, No. niente. No. My favorite, my favorite. No, no, no. Anch'io sto sul soft, cotto e funghi, il mio preferito Andata. in assoluto. Buono. Beh, direi che allora ce lo prendiamo Vai, per, servitevi. per Grazie. fare il nostro cin cin con i tramezzini. Che lusso. Cin cin. È vero. Ricordano un po' i pomeriggi, verso la fine della scuola che torni a casa che hai fame. È Tanta vero. roba, tanta Buoni, roba. mannaggia. Ma tu lo sai dove sono nati i tramezzini? No. Io e Irene lo bello. sappiamo. Oggi non faccio la maestra, oggi faccio l'alunna, mi piace questa cosa. Vai, spieghiamo. Spiega, Irene. Sono nati a Torino. Sì, Siamo andati l'anno scorso a Torino a farci un weekend sì. e abbiamo scoperto che c'è proprio il primo bar ad aver inventato il tramezzino. Ma dai. Mhm. Sì, Quindi sì. piemontese. Sì. Interessante. Poi è anche vero che il nome tramezzino è stato dato, se non ricordo male, da D'Annunzio. Ah, no, questo Ah. non lo sapevo. Penso di sì, ma Ah. adesso mi state un po' cogliendo impreparata. Ah, ok, ma si chiama Caffè Mulassano? Sì, sì, sì. Caffè sì. Mulassano si chiama dove sono Lo nati. cercherò. Voi lo sapevate? Io non lo sapevo. No. Anche una maestra Impara. Ho capito perché è quasi maestra, perché non si smette mai di imparare, ragazzi, è la verità. Vero? Vedi, non lo vero, sapevo. vero. E dopo? Ovviamente su Ciacco Cheers c'è anche il cin cin. Oh, certo. quindi prendiamo il beveron. Il nostro bevaron. Bevaron. Il nostro bicchierone a forma di Bicchierone. cactus, ti piace? Molto bello, molto. Ai miei bambini piacerebbe Mi ha molto. fatto un po' pungente come le nostre domande. Aia! Sì, Cheers! Mm. Merita. Adesso sì Ci che voleva. possiamo iniziare con l'interrogazione. Sono pronta, ho studiato. Allora, Linda, abbiamo appena fatto merendina. Mhm. Ma i tuoi bambini fanno... Intanto spiegaci. Scuola dell'infanzia, scuola materna... Allora, scuola dell'infanzia, si chiamava prima scuola materna, si chiamava prima ancora asilo, adesso questi termini dai documenti ufficiali lo so. sono stati tolti e quindi abbiamo scuola dell'infanzia.
Tante volte mi sentirete magari nei miei video parlare di asilo perché è corto. A dire beh, asilo sì. ci impiego un secondo, È a dire scuola comodo. dell'infanzia ci impiego 2. Certo. Quindi è comodo per quello. E scuola dell'infanzia, classe eterogenea con bambini dai 3 ai 6 anni. Ok. Quest'anno siamo 23-24 con me. Bel numero, bel Sì, numero. sì, non mi lamento, si lavora bene. Bene, e fanno merenda i tuoi bambini? I miei bambini a scuola non fanno merenda perché noi mangiamo molto presto pranzo. Ho Noi alle scoperto 11:30 andiamo già a prestissimo. pranzare. Alle 11:30. Come le galline. Più o meno sì. Il nostro orario scolastico più o meno è accoglienza dalle 8:30 alle 9. Dalle 9 chiudiamo i cancelli e i bambini possono entrare a scuola tranquilli, Ok. sono lì con me in classe a giocare, gioco libero. Si fa l'attività della mattina. Alle 11 circa, 11 e un quarto, momento del bagno, tutti insieme e poi dopo si va a mangiare a 11:30. Ok. Per mezzogiorno e mezza finiamo e poi dalle 2 riprendiamo con le attività del pomeriggio e Ma alle fate anche 4 le nanne? ciaone. I piccoli, I piccolini. Ah. soltanto i bimbi di 3 anni, sì. No, Ok. io quando ero all'asilo non potevo stare là al pomeriggio perché non riuscivo a dormire. Sì, beh, solo all'asilo adesso? Adesso che fai fatica ad addormentarti? E quindi rompevo a tutti, cioè li No! svegliavo tutti i compagni di classe e quindi le maestre mi dicevano via via, Ciaone. tutti a casa Va a sua. casa tua a dormire, Sì, non sì. sta a rompere i Non bai. mi lasciavano là. Vai a casa tua, non rompermi le palle. E quindi io non ho mai potuto stare là al pomeriggio perché le maestre non mi volevano. Ma pensate. No, vabbè, allora, dormivate in classe? In classe. No, con le noi bambine. invece no, noi abbiamo il dormitorio, quindi i Ah. piccoli, tutti i piccoli di tutte le classi vengono proprio spostati in questa sala apposta che è buia, tranquilla, con Ah. magari le stelline, le lucine e tutto, e i bimbi si addormentano tranquilli lì, mentre Che io bello. con Grande lusso. un insegnante apposta, mentre io invece sono in classe Ok. con i miei bambini. Ci sta, ci E sta. faccio l'attività del pomeriggio con mezzani e grandi. Oddio. Sì, sì, no, solo i piccoli, fa la nanna. Ah. Anche se devo dire che ieri, dopo tutta la settimana di pioggia, tutti volevano fare un po' di relax e quindi abbiamo messo i materassi in classe e ci siamo rilassati proprio. Vabbè, No, ci vabbè, sta, mi col dire che rumore lei- della pioggia. Sì, no, a volte ci vuole perché diventa davvero stressante un'intera settimana. Mi divertirei tantissimo anch'io. Però mi sono vendicata di questa cosa che non potevo dormire. Perché cosa hai fatto? Che modo? Aspetta. Ascoltiamo. Perché praticamente quando ho fatto le superiori ho fatto il liceo delle scienze umane e quindi ho fatto lo stage alla scuola dell'infanzia. Giusto. Ah, E le mie insegnanti, quelle mie proprio dell'asilo, Ok. erano le stesse insegnanti finché facevo lo stage. Aiuto! Ok. E quindi loro mi dicevano, beh Irene non c'è niente da fare, adesso i bambini dormono tutti, prenditi anche tu una brandina e dormi anche tu. Davvero? Yes. Ah, quindi hai recuperato tutti i E sonnellini. tutti i sonnellini non fatti all'asilo li ho fatti durante lo stage. Beh, posso Ti dire? è? Ci sta, Ci sta. Sì. Ci sta. Certo, È certo. giusto. Scusami. Pensa se non avessi voluto dormire anche durante lo stage. Ti Eh. immagini? Irene in dormitorio. Vai, Esatto, A far confusione. Ecco, quindi mi sono vendicata. Vabbè, hai fatto bene, dai. Sì. Cioè, in realtà te l'hanno detto loro che potevi, quindi Sì, sì. hanno fatto bene. Mi hanno lasciata. Certo, Nel certo. frattempo mi sono tutta Ma infatti, spapolata l'occhiale. infatti stavo guardando mentre stava parlando e ho detto, ma ha l'occhiale tutto sporco. Vabbè, a È un gran posto. problema però con gli occhiali, Ripristinato. Sì. Io torno a casa da scuola, non mi dico i miei occhiali, è un Ah, disastro. Io beh. poi le lenti non le metto perché Lo so. non mi fido, no. Danno Cioè, non mi fido di me fastidio. stessa a metterle, quindi non le metto. Però gli occhiali arrivano a casa che sono Indecenti. Indecenti. sì, un po' sporchini, Un po' indecenti. un po' tanto. Bene, allora io passerei alla prossima domanda. Chiedimi tutto quello Quindi, che vuoi. raccontaci un po' da dove è nata Linda Quasi Maestra e soprattutto come riesci a conciliare la scuola con i social e anche con l'università. Esatto, Eh. sono tante cose tutte insieme. Allora, Linda Quasi Maestra, come la maggior parte dei profili social, credo, è nato durante il Covid. Ok. Purtroppo periodo pandemia, noia, non saper cosa fare. Io non avevo TikTok, Ok. posso dire TikTok? Sì. Ok, io non avevo TikTok. Libera di dire Ok. quello che Puoi vuoi. dire quello che vuoi. Io non avevo TikTok, l'aveva mia sorella e mi faceva in continuazione vedere video anche di attività da proporre ai miei bimbi che erano in pandemia, anche loro chiusi in Ok. casa in quel momento. E ho detto, se c'è gente che comunque non è insegnante, non è
pedagogista o altro che mette i video di cose da fare, perché non posso farlo io che sono insegnante. Ah, ma c'è Certo. ragione. E ti posso dare anche il motivo per Sì. cui io ti propongo questa attività. Sì. Allora ho iniziato un po' tramite appunto questo mio canale social, che inizialmente non si chiamava neanche Linda Quasi Maestra. Come si chiamava? Sai che non mi ricordo, o aveva il mio nome, Ok. non mi ricordo. Scoop questo! Sì, no, il nome è Ok. saltato fuori poi. Ok. E ho iniziato a condividerli e ho visto che nei commenti tanta gente mi chiedeva come si fa a diventare insegnanti, come poter entrare nel mondo ok. della scuola, e io non pensavo che ci fosse così poca informazione su questo ambito. Ok. Beh, è Invece- vero in realtà, cioè non è che ti Perché tu spiega pensi che la quanto- maestra sia nata e cresciuta a scuola. Esatto. Viva a scuola. Esatto, è Stia vero. sempre a scuola. E invece no, c'è tutta la formazione da fare, l'università e boh. Quindi così sono un po' nati i miei social, poi da TikTok sono finita anche su Instagram per ovvie ragioni. Eh beh, anche certo. diciamo E anche commenti, YouTube, altro. giusto? E adesso anche su YouTube perché mi fregavano un po' i contenuti e mi dispiaceva. Giustamente so di tanta gente che TikTok non ce l'ha, almeno su YouTube posso condividere anche con loro quello che faccio. E certo, ti possono seguire un po' dappertutto. Sì, no, è comodo in realtà con i social. È bello dal mio punto di vista come insegnante perché ci diamo consigli anche con altre scuole, altri insegnanti o pedagogisti, Vabbè. psicologi, logopedisti, tantissima gente che vede i miei contenuti e mi dà consigli oppure mi dice grazie, posso riproporlo anch'io. Cioè io lo C'è uno faccio molto- scambio, sì, c'è uno ma è uno scambio. scambio molto bello. Eh beh, certo. Perché so di gente che ha tanti follower ma tanti haters. Mm. Invece secondo Sì. me, secondo noi, la mia community è molto bella perché davvero si condividono esperienze, cose, anche perplessità. Ok. So di tante ragazze, soprattutto femmine, che non sanno cosa fare dopo le superiori e allora mi chiedono, mi scrivono. Ho trovato che questi canali social dal mio punto di vista aiutano tanto, ok, quindi sono molto bene. contenta. E come faccio a conciliare le cose? Impazzisco, sono un po' pazza. Di base. Di base siamo tutti un po' pazzerelli. Sì, beh, Ma te ti fa diventi matta. Diventi Diventi matta. Mazzata, sì, davvero molto. No, allora, io lavoro full time, Ok. tutto il giorno, perché non sono in uno statale. E, mi trovo da Dio, però una giornata con 23 bambini, quando arrivi a casa alle 4 del pomeriggio non sempre hai voglia di stare lì al computer, rispondere alle mail, registrare un video o studiare per l'università. Quindi devi proprio cercare di essere tu forte mentalmente e sì. ben organizzata. Io ho una bellissima agenda cartacea dove segno tutto. Ah, quindi sei ancora Sì, sì, pro sì. all'agenda Per quanto ho cartacea. provato a utilizzare Google Calendar Ok. o comunque i vari Certo, calendari, varie sì. applicazioni, No. su carta mi trovo ancora meglio. Ma Vabbè. sono d'accordo con te. Molto La carta meglio. è top. No, io no, mi incasino. Sì. Sì. No, io ho un'agenda che tu apri e hai la settimana sott'occhio. Ok. Quindi non è giornaliera, ma è settimanale. Ok. E è comodo perché magari vedi che ho il lunedì tutto pieno, Sì. il martedì vuoto, so dove incastrare, so quando registrare contenuti. È molto comodo. Hai Beh, la panoramica. In realtà, Sì, in sì. realtà io vedo delle agende anche proprio realizzate da persone, tutte mega iper organizzate, sistemate, Sì, con evidenziate disegni, con i colori. Sì, ma vedo di quelle agende proprio stratosferiche Perché da non ce l'ho, ma comprare. ve l'avrei fatta vedere. Cioè, la mia è semplicissima, non ha come quelli che c'è scritto il mood del giorno, Sì, il sì, tempo sì, che fa, sì, la sì. frase motivazionale. No, la mia è molto basic, perché sennò mi perdo a guardare tutti Eh. questi contorni. Sono peggio dei miei bambini. Mi perderei. Allora è proprio giorni, segno, è Ok. comodissima. Niente davvero. cornicette, No, robetta no, varia. no, no, no. Ho Che solo belle tanti le cornicette. sticker. e Mamma basta. mia. Molto bello. Cornicette sticker. Ah, la mia vita. E quando attacchi le fotocopie sul quaderno? Beh. sì. Ma c'è un modo specifico per attaccarle con, Certo. con la colla? Cioè, Certo, devi fare. Tu cosa fai? Allora, Cosa fai? per attaccare devi fare. Allora, sugli angoli devi fare proprio letteralmente il contorno. contorno. Il perimetro della Il fotocopia. perimetro. Ok. Poi fai la X. Perfetto, perfetto. Però basta, no? No. Esatto. aspetta, io sugli angoli Ah. mettevo un altro po' più di colla, quindi facevo proprio il triangolino, triangolino. sì, Ah, dove? per sicurezza. No, E so no. di qualcuno che dove non c'è la colla tra i triangolini che Sì. si formano, ci fanno anche un punto con la colla. Ecco. Vanno proprio allora- vanno proprio tic tic tic. Esatto. tic. Ma no, Sì. no, così no, così è troppo. No, perimetro e croce. Ok. Sono d'accordo. Conferma la maestra, Confermo. conferma. Confermo. Bene, perfetto. Sì, 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 sì. E se ne ho conferma una maestra. Ah, sei sicuro?
E se ce lo conferma una maestra? Sicuro. Sì. Certo. Perfetto. Ascoltami, io Linda ho una domanda molto importante per te. Io ti seguo sui social, noi ci conosciamo da tantissimo È tempo. vero, è vero. E seguo molto volentieri i contenuti che porti. Io però sono innamorato perso di quando ci mostri a noi followers, tu hai followers, le cosa ci metti, cioè cosa ti ritrovi dentro il grembiule da maestra, ok? Allora, questo format è nato per sbaglio. Ok. Perché io avevo 2 grembiuli sulla mia Ok, scrivania sì. lì da settimane e mia mamma, quei grembiuli sono da svuotare, però non avevo voglia. Allora ho detto, facciamoci un video. E è piaciuto. Beh. Perché è divertente, Sì, perché cavolo. in realtà ogni settimana cambia quello che poi c'è all'interno sì, è del bellissimo. grembiule. Quando è Sì. primavera trovi magari i fiori Eh. e gli insetti. Oh, Ah, Certo, i bambini arrivano, guarda, mi hai messo questa coccinella, te la regalo, bam, nella tasca. E tu arrivi a casa che svuoti e dici, Poverette le coccinelle. Era già morta. Ah, ok, dai. Posso vabbè, dirlo? vabbè, Sì, era sei già perdonata. deceduta. Sei Poi perdonata. magari in inverno invece trovi, vabbè, quantità di fazzoletti infinite, vabbè, i miei follower sanno Sanno. che potrebbe uscire qualsiasi cosa da queste tasche, Ok. davvero. E per voi oggi, Cosa? per voi oggi ho portato un grembiule da svuotare. No! Perché oggi è il fine settimana, la mia settimana lavorativa l'ho fatta Ok. e quindi bisogna svuotare il grembiule. Oh. Certo. Quindi- Forza, forza. Vai. Ce l'abbiamo Vi qui ho davanti. portato... Scusa, tienimi il microfono. Certo, sempre al contrario comunque. Vi ho portato il mio splendido grembiule. Tra l'altro questo è nuovo, la mia mamma me l'ha appena cucito. Che Poi bello. voglio Guardate farti che delle meraviglia, domande. che come potete vedere è già stato battezzato. Beh. Però va bene, vuol dire che lavoriamo ragazzi, va bene. Beh, certo. Io l'ho preso, quando Mattia mi ha chiamato, io ho detto, devo fargli svuotare un grembiule. L'ho preso, Assolutamente. l'ho messo in borsa, non ho idea di cosa ci sia nel tasche. Aiuto! Non lo so, no davvero, non ho idea. Dobbiamo avere paura. Una tasca ciascuno. Allora, Ah, ok. sappiate che ci troviamo sempre dei fazzoletti. Ok. Quello- Snarocciati? Dipende, non lo ok. so, perché a volte i bambini hanno questa cosa che ti chiedono il fazzoletto, Sì. tu glielo dai soffiare il naso e poi te lo rendono. Ok. E tu gli dici, tienitelo. Tienitelo. Buttalo via. E invece poi me lo regalano. Quindi Bene. non lo so, chi è coraggioso che vuole Dai. dare la prima tasca? Allora, appoggio i meravigliosi microfoni. Parti Ok, tu? Sì, parto io con la tasca Ok. destra. Ma chiudi gli occhi secondo me che così Ma io tiro indovini. fuori- Tasca numero 1. Io tiro fuori tutto in realtà. Vai, vai. Ok. Vediamo. Allora, andiamo per ordine. Vai. C'è un elastico rosa. Ah, ok, dai, ci sta. Elastico. Carino. C'è un elastico rosa. Sì. Che appoggiamo qui. Poi. Carino. Questa è lì. Questo è un coltellino della cucina dei miei bimbi. Ah, Probabilmente ok. o si stavano rincorrendo con Ok. qualche strano materiale in mano, oppure l'hanno semplicemente perso, era nelle tasche di qualcuno e prima di andare a casa ogni tanto controllo le tasche di qualche bambino Ok, perché un po' macabra comunque come cosa, eh? Halloween si avvicina, Halloween ormai è passato, ci sta, va bene, dai, È vero, va è bene, va vero. bene. Ok, poi abbiamo una castagna. Ah, buone, le castagne le amo. Queste però si chiamano castagne matte, non so se Cioè? lo sapete. No. Cioè? Sono le castagne, se non sbaglio, degli ippocastani, che quindi non sono quelle che mangi, ma se tu la tieni sul comodino ti previene il raffreddore. Oddio. Allora la mettiamo Giuro? subito Ma qua. davvero? Da quello che so, sì, Che non so figo. se è una cosa che dicevano i nonni o se Ok. è vero, se voi lo sapete ditecelo, non lo Esatto. so. Scrivete nei commenti. Però sì, la castagna matta è quella che ti Pensa. fa prevenire Bello. le malattie, Non diciamo, sapevo. invernali. Poi c'è, oddio che bello, c'è un cerotto con un pesce. Bello. Ok, sempre prudente la nostra maestra. Sempre avere un cerotto al volo in tasca perché non si sa mai. E dopo fazzoletti non usati. Fazzoletti. Non usati per È andata fortuna. bene, Irene potresti rischiartela te nell'altra tasca per Vado. fazzoletti usati. Ok, spero di aver preso tutto. Ah, poi io controllo, Allora, partiamo da questo quadratino. Di un lavoretto, Di un probabilmente lavoretto. stavamo facendo delle attività e c'è finito Bellissimo, dentro, tutto sì. brillantinato. Ti sei scordata Cosa? cosa? I brillantini. Cioè, ma non ho preso le cose più belle, C'è di- scusa. C'è di tutto davvero, ve l'ho detto. Qua abbiamo un'altra parte di un lavoretto sempre brillantinato, ma in questo caso Sapete che oro. materiale è? È gomma a piuma? Sì, gomma. Mm-mm. No, cos'è? Si chiama gomma Eva. Ah,
Io lo chiamavo foglio di gomma, ma in realtà il nome vero è gomma Eva e c'è sia non brillantinato sia brillantinato. Ah, è quella che vendono dai cinesi. Esatto, Ah, ok. esatto, i fogli quelli giganti, Ho sì. capito. Ma come la incolli? Con la colla? Colla, Ma normale? Sì, sì, sì. Ah, Colla caldo, colla vinilica o colla stick. Ok, Beh. e quindi voi sicuramente stavate facendo delle stelline perché vedo beh, qua. sì, Abbiamo guarda. fatto un Ah, cagnolino poliziotto che aveva la stellina sul cappello Bello. e evidentemente me ne è avanzata una. Sì, infatti se vedi si incazza. Combaciano. Esatto. Top. Poi appunto questi meravigliosi brillanti che sono sicuramente veri. Certo. Ovvio. Sono andata io l'altra settimana al Louvre a rubarli. Poi abbiamo un elastico per capelli, ma questo devo dire che è top perché io li perdo sempre. Quindi te lo rubo. Va bene, te lo regalo. In realtà lo rubi a qualche bambino, bambina. Sì, esatto. Noi abbiamo la scatolina degli elastici perché tante volte le bambine arrivano con i capelli sciolti. Stamattina faceva i capricci, non voleva pettinarsi e io vieni qua subito che dobbiamo prevenire qualsiasi forma di pidocchio, altre cose. cavolo. Cioè, sono belle le bimbe con i capelli sciolti, lunghi, per carità. Però è molto più pratico avere una coda di codini, sì? anche solo 2 mollettine, Ah, ma sì? qualcosa che li tiene bene indietro, perché a mangiare o con la pittura, la colla, cioè, Eh, arrivano a ciao. casa che hanno di tutto in questi capelli. E se poverine. c'è qualcuno con i pidocchi? Viene allontanato dalla scuola e Quarantena. si fa, più o meno, e deve andare in farmacia, prende tutti i Ho prodotti, capito. ma in realtà i pidocchi è una delle cose più semplici di cui Ah, sbarazzarsi. Infatti dopo ci Ok. racconterai di queste cose. infatti. Vi dirò tutto. non vi preoccupate. Ok. Questo che cos'è? La so io che cos'è? È la benda dell'occhio, per mettere nell'occhio. Esatto, Oh! esatto. In realtà non è un cerotto, perché alcune persone l'hanno vista in altri miei video e mi hanno detto ma che schifo, è sporca. In realtà no, perché è semplicemente una benda, un occlusore, mi pare che Sì. si chiami, perché alcuni bimbi hanno un occhio un po' più pigro dell'altro, Ah, ok. che quindi deve lavorare di più. Ah. Quindi si tappa con la benda l'occhio sano e l'altro occhio deve lavorare. Indovina chi ce l'aveva quella benda lì? Tu? No, mio fratello. Davvero? Sì, Ma Filippo. così bella? No, ma Una lui volta odiava erano proprio portarle, lui brutte, odiava eh. portarle. Non so se Una la vedete. volta- Ma i È fiorellini. bellissima con i fiorellini. Una volta anche mio fratello l'aveva, erano tutte bianche. Ah. Sembravano proprio dei cerotti, erano molto Brutte. grandi, poi i bambini hanno il visino piccino. Sì, Invece questa mia bimba le ha coloratissime. belle. Bellissime. Ha quella con i pirati, con le sirene, con i gatti, con i fiori, sono stupende. Stupende. Non che io necessiti una benda come regalo, però fa sempre piacere. Vabbè, certo. quindi questa è usata? Sì, certo. Ovvio. Perfetto. E ho anche io dei fazzoletti Barbie. della Barbie. Certo. Ovvio. Penso che siano tutti Barbie. Sì, sì, tutti Barbie. Tutti Certo, Barbie. I'm certo. a Barbie girl in a Barbie world. Beh, anche a te non sono snarocciati, ti è andata No, bene? infatti ci è andata benissimo, cavolo. Probabilmente erano tutti nel cestino perché eravamo molto raffreddati questa settimana. Non Ma c'è altro, vero? snarocciati in dialetto veneto? Bene. Decisamente sì. Ho capito, però sì, no. E con gli Ok. snarocci, con Con il muco. il moccolo, sì, il moccolo. Ok. L'abbiamo. Grembiule svuotato, puoi andare in lavatrice. Lo porto alla mia casa, Mattia, a lavare, non ti preoccupare. Certo, Se certo. volete reinfilare le cose Sì, nelle certo, tasche, certo. così non perdo i miei tesori. Certo, Dai. assolutamente. Assolutamente. La castagna posso tenermela? Certo, assolutamente, sì, sì. Che magari mi previene il muco. Questo fazzoletto te lo ripristino. Guarda, se vuoi tenerne uno della Barbie perché ti servono, posso? assolutamente. Bene, perché mi rappresenta anche. Hai ragione. Sì, hai ragione. sì. Allora me Però lo questo tengo è un qua. po' lo svuota grembiule, quindi noi cerchiamo nelle Bellissima. tasche quello che potrebbe esserci. Come questa settimana abbiamo usato la gomma Eva, abbiamo fatto le stelline, siamo usciti a cercare le castagne, ovviamente è come un riassunto della settimana. Bellissimo. Cerchi le tasche, fuori dalle tasche cosa c'è? Il riassunto di quello che è stato fatto. Mi raccomando, andate sul suo profilo e guardate tutti gli svuota a grembiule perché Sono tanti, uno alla bellissimi. settimana se mi ricordo. Sì. A volte anche 2 grembiuli la settimana. Ah. sì. Ma a proposito di questi grembiuli, sono su misura da quello che ho capito? Sì, sì, sono su Tanta misura. roba. I primi li avevo presi al mercato perché avevo visto le mie colleghe che li avevano e ho chiesto un attimo il perché li avessero, perché effettivamente c'è gente che mi ha detto perché indossi il grembiule, però io non voglio macchiare i miei vestiti Beh. che già comunque si macchiano. Figurati. E col grembiule è molto meglio. Uno perché hai sempre 2 belle tasche molto capienti che Da ci puoi mettere riempire. dentro le cose, esatto. E poi 2 perché almeno non ti sporchi i vestiti. Vabbè. Quindi nella mia scuola anche i bambini hanno il grembiulino e io lo trovo davvero comodo. Madonna, sì. So che ci sono diverse scuole di pensiero, chi dice no il grembiule, sì il grembiule. Io lo trovo bello,
proprio bello da vedere perché il bimbo è in ordine con questo bel grembiulino. E poi è proprio comodo perché anche i bambini hanno i fazzoletti, li mettono in tasca, disegni. Lo sporco, la pittura va sulle maniche del grembiule, non va sulle maniche di una felpa, è molto comodo. Infatti lo dico sempre ai genitori, sotto mettetegli quello che volete. Per me non è un problema, non mi interessa che siano vestiti firmati, sono bambini, però sopra il grembiule mi raccomando, importantissimo. Poi fa checchetta ölet. Fai quello che vuoi. Oddio, non ho detto, ha avuto qualche problema di lingua, non ho capito. Fa checchetta ölet. Fai quello che vuoi. Ma è difficilissimo il tuo dialetto. No. No, io non ho capito niente, non avevo capito, ho detto, ma qualche problema? Sta avendo qualche cortocircuito. No, è niente, fai quello che vuoi. Cavolo. Ah, ok. Ok, dobbiamo ancora farci l'orecchio. sì, Dobbiamo ancora farci l'orecchio. Hai ragione. Bene. E questo aveva gli unicorni, giusto? Sì, questo è nuovo, ho Bellissimo. preso la tela, l'ho presa alla fiera a cui sono stata poco fa, unicorni, Non so. molto E bello. quindi questo qua è fatto su misura però dalla tua mami, Sì. che salutiamo. Ciao, Ciao mami. mami della Linda. Ciao. E per l'autunno ne hai uno con le foglie, le Certo, castagne? certo. Ah, ma Dell'autunno che ne ho uno molto particolare che è un po' scuro, è blu, bordeaux, un giallo ocra, molto bello. Poi ho quello dell'estate con le sirenette, Che ne ho uno bello! della primavera con su un coniglietto ed è arancione, ma proprio arancione ciacuette, proprio Ok, arancione top, sparato, top. bellissimo. E poi altri che scambio durante tutto l'anno. Sto cercando di convincere mia mamma a farne uno per il Natale. Beh, Ok, scusami. certo. Perché ho comprato anche la tela di Natale. Ovvio, ho bisogno. Quindi lo voglio uno di Natale. Faccio fatica a trovare stoffe con sui delfini. Perché la mia classe è la classe dei delfini. Ogni classe da noi ha un animaletto come, Anche la mia. Anche come la... punto di riferimento. Non trovo stoffe con i delfini. Ma è Anche strano in fiera. però. Mm-mm. Sì, che è un'immagine abbastanza comune. il Trovi delfino. balene, sirenette, sottomarini, ma delfini. Niente. Se qualcuno ha una stoffa dei delfini da regalarmi, Scrivetecelo perché Molto veramente volentieri. siamo disperati. sono molto disperata. Ma i tuoi bambini sanno che tu fai video, content creation? Allora, qualcuno sì, qualcuno no. Ok. Ok. Dipende se i genitori glielo dicono. Ok. Perché il problema sta sempre lì. Se un bambino mi vive a scuola, sa che sono maestra Sì. e boom. Se un bambino a casa vede il video, magari la mattina viene e mi dice: ho visto che ti è arrivato un libro. Ah, ok, che quando ce lo bello. porti, quando non ce lo Ok. porti. Quello sì. Loro a scuola mi vivono come maestra, Sì. loro non sanno tutta questa cosa degli influencer, content creator, eccetera. Anche perché sono ancora piccolini. Sì, sono proprio piccini, poi tante cose non le sanno proprio, anche il telefono, se non c'è lì il genitore, i nonni Sì. o qualcuno a farglielo vedere, Sì. magari non sanno neanche come si usa, e meno male, Per fortuna. per fortuna direi. Certo. Però sì, qualcuno lo sa e questo in realtà non mi crea problemi, né a me né a loro. Anzi, loro si divertono ogni tanto, mi dicono: sai che mi è rimancata questo weekend, allora la mamma mi ha fatto vedere il tuo video, che anche mi ha fatto carini. vedere la tua foto. Però sì, diciamo che il nostro rapporto con i miei bambini non si basa su quello che Sì, sì, faccio sì, sui sì. social, ma è proprio cosa siamo in classe, cosa facciamo in classe. Certo. La vita vera. Sì, sì. Assolutamente. È per quello, sì. Assolutamente. Scusate, ma vedo che qualcuno si è sbaffato un intero tramezzino. Io avevo Io per fame. finisco il mio. Io avevo fame. Intanto vi racconto che comunque anch'io avevo il grembiule. Anch'io avevo appunto il grembiule con il disegnetto della mia classe. E io ero balena. Balena. Allora, eravamo cugini allora. Ma- Perché? Tu sei? Delfino. Ok, sì, sì. Lo so che non sono cugini davvero. Stiamo calmi. Sì, 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 Stiamo sì. calmi. Non agitatevi. Però era bellissimo, però al tempo avevamo il grembiule, i maschi azzurro, le femmine rosa, invece adesso vedo che tutti quanti hanno il grembiule bianco più o meno. Allora, scuola primaria grembiule bianco Ok, o grembiule blu. ok. Scuola Ah, è vero. dell'infanzia in realtà è indifferente. Anzi, ho una bimba che un giorno mi è venuta con un grembiulino verde acqua, stupendo. Oh, il mio colore preferito. Qualcuno ce l'ha giallo, qualcuno ce l'ha verde, qualcuno ce l'ha rosso. Ma infatti è più bello il fatto che Sì. possono decidere loro il Allora, colore. Sono più tanto i maschi che Ok. tengono il grembiulino azzurro o blu
che le femmine che lo tengono rosa. Tipo le femmine può darsi che vengono col grembiule giallo, verde, arancione, lilla, a volte anche verde acqua, azzurrino, mentre i maschi tendono sempre a rimanere un po' che vabbè, Classici. cioè non c'entrano i miei bambini. Io parlo per quello che vedo. Certo. Però sono molto belli, devo dire che anche negli anni sono cambiati anche i modi di fare i grembiuli. Sì, infatti Anche loro hanno i bei vedo anch'io che sono colletti. molto diversi. Ci sono a maniche corte adesso, Maniche che è comodo. corte, Sì, finalmente. sì, è molto comodo, però sono proprio belli. Bello. E alcune bimbe arrivano con magari l'elastico del codino abbinato al grembiulino. Ah, No, vabbè. Giuro, ma una passerella la mattina quando entrano, chic. magari hanno il codino giallo, hanno il grembiulino giallo. Tremende. Io Belle propongo di peperine. mettere il tappetino rosso così almeno si sentono delle vere Ah. dive. Potrei proporlo. No, sono belle davvero. Ascoltami Linda, io cioè proprio non sto nella pelle perché vedo che qua davanti a noi c'è qualcosa. Io ti ho portato un regalo. Esatto, e infatti ho detto cavolo, cioè bisogna parlare di questo regalino, lo prende la Irene. Vai. È il tuo meraviglioso libro! Dopo 2 anni, quasi 3, siamo riusciti a far uscire un libro. No, vabbè, che È si chiama? bellissimo. Le storie della maestra Linda. Ok. Con Linda quasi maestra. Capite certo. perché non posso cambiare il nome, ormai è stampato. Ormai. non si torna più indietro. Ormai è lì. C'è anche la tua foto qui. Sì, qui c'è la mia fotografia. E sono molto molto soddisfatta di questo libro. Bello. Molto. Ma è stata... Com'è nata il discorso di fare un libro? Vabbè, a parte che secondo me era... Cioè, prima o poi... Allora, Dovevi. il sogno di tutte le maestre Mm. è di riuscire a scrivere un loro libro Ah, per davvero? bambini. Sì. Questo loro non lo diranno mai, ma è il sogno di tutte. Ok. Infatti sono stata contenta che una mia ex collega ormai mi abbia detto: sono stata quasi invidiosa quando è uscito il tuo video. Ma lo so, me ne rendo conto perché è davvero un sogno che quasi tutti abbiamo. Ok. Noi, insegnanti, guardiamo tantissimi libri per bambini nelle biblioteche, Ah, Eh beh, nelle certo, ne librerie. comprate anche tanti. Sì, poi magari c'è la biblioteca della scuola, sei sempre lì a cercare un nuovo libro, quindi figurati. E averne uno tuo che dici l'ho fatto come voglio io, come dico io, è È il tanta top. roba. Sì, è cioè, tanta proprio roba. bello. Bello, ma scusami, ce lo regali, spero? Assolutamente. Io mi ho scritto anche la dedica, aspetta. La dedica! Certo. Wow. Chi la legge? La leggo io, posso? Vai, leggi, Perché, leggi. allora, io amo i libri per bambini. Infatti, bellissimi. allora, so che è uscito a febbraio, vero? Sì, a Perché ho febbraio. visto il video e ho detto, io spero che lo porti, perché voglio proprio vederlo. E quindi c'è il fatto che ce lo regali anche, grazie mille. Prego. Allora, intanto prima lo leggo io e dopo te lo do a te. Va bene, dai, ti lascio questo. Ecco. questo Allora, sono piacere. 5 storie. Ok. Ah, 5 storie. Sono 5 storie perché io l'ho pensato sulla mia classe. Io ho pensato alla mia prima esperienza quando mi hanno fatto fare una supplenza e ho detto, io sono entrata in una classe che non conoscevo, non sapevo cosa fare, Ok. non sapevo dove mettere le mani perché era tutto materiale della maestra ufficiale della classe. Certo. Quindi mi sono trovata un attimo in difficoltà. Ah sì, spaesata. Molto spaesata. Invece con questo libro tu hai il lunedì la storia del lunedì Ah. e l'attività Perfetto. Ah, il martedì, no, vabbè. la storia del martedì Perfetto. e l'attività e così via fino a venerdì. Quindi se io vado a fare una supplenza un giovedì in una scuola dell'infanzia e non so bene cosa fare, ho la storia del giovedì, mi faccio Fantastico. l'attività. Ma Cioè, che io l'ho bello. ragionata così. Poi, Vabbè, ma sei troppo furba e intelligente. grazie. No, Me lo dicono sempre i miei bambini. ma c'è anche una ricetta. No, ok, no Certo, spoiler, no no spoiler. No spoiler. Ok. Assolutamente. Allora, la dedica è a Mattia e Irene, che queste storie riescano a farvi tornare un po' bambini. Buona lettura, Linda. Oh, grazie. Prego. Grazie, lo facciamo vedere così, insomma, se riuscite, chi sta guardando il video, se Lo vuole vedere trovate dappertutto, Esatto. letteralmente, Ovunque. libreria, negozio online, Amazon, qualsiasi cosa. la Voi copertina chiedete. è questa qui azzurra e se non ce l'hanno in libreria, ehi, Male? male, intanto. Male. E dire su, gli si dice, ehi, dovete avere questo libro che Libro. intanto uno lo devo comprare io, gli dite. Esatto. E dopo che ci siano anche altri che lo Ma comprano. sapete cosa è successo quest'estate? Cosa è Cosa? successo? Che ridere. Sono andata in vacanza a Cuneo. Dai, lascialo. Sono andata in una libreria a chiedere se avevano il libro, perché volevo firmarne alcune copie. Di solito quando sono in giro, se vedo una libreria entro, così lascio un Sì. autografo che mi sembra carino. Cerco negli scaffali, non c'era il libro, ho detto vabbè, ci sta. Chiedo alla signora, perché magari l'avevano, che ne so, in retrobottega. Eh. Certo.
Gli faccio, mi scusi, ma lei per caso ha il libro Le storie di Linda Quasi Maestra? Mi hanno detto, no, al momento li abbiamo finiti, ma se vuole gliene ho prenoto uno. Mi ha detto, no, guardi, è perché l'ho scritto io e volevo lasciare una firma. E lei si è proprio, cioè qua c'era il computer, si è spostato e mi fa, l'hai scritto te? E gli ho detto, sì, l'ho scritto io. Mi fa, puoi fare un firmacopie? E io, così, va bene. E quindi ho guadagnato un firmacopie in vacanza. Che Mi ha bello, fatto sono venuto di ridere. qualcuno, è Sì, venuto? sì. Che bello. Allora è stata la settimana prima di Ferragosto, quindi non sapevo anch'io se farlo o non farlo perché ho detto la gente sarà in vacanza. Invece qualcuno è venuto, sono stata contenta di conoscere Dai. altra gente, ma mi ha fatto morire da ridere. Perché passi dal non avere i libri a facciamo un firmacopie, ne avrei tipo 20 copie. Mi ho detto, ne ho presi un po' tanti, secondo me non le vendiamo, Sì. però... Ma lo boh, che acquistano carini. più le maestre, quindi? O anche genitori? In realtà questa cosa non lo so, Ok. questi dati non li so perché il tutto, non ve l'ho detto, stiamo sviando il discorso, il tutto è partito con me che pubblico sui miei social i libri che leggo con i bambini Ok. e la Mondadori, vi amo per sempre, la Mondadori mi ha scritto una mail, mi ha detto abbiamo visto che ti piacciono i libri per bambini ma hai voglia di farne uno tuo? Ah, ok. Però prima di dire sì, facciamolo, ho detto, ma non è che è un'email fake. Sì, che è pieno. E quelli, Effettivamente. ok, ho detto, qua qualcosa. Sono andata a cercare, ho fatto le mie indagini da FBI e invece erano proprio loro. Cavolo. Quindi poi questo è successo nel 2023, Ok. tipo anche lì penso settembre mi pare. Allora abbiamo iniziato. Mi hanno chiesto come volevo farlo, mi hanno aiutato tantissimo proprio anche su carini. dicendomi loro cosa vende di più, Ok, cosa sì. magari è meglio per i bambini di questa età. Ci siamo messi d'accordo, mi hanno affiancato questa bravissima illustratrice e voilà, a febbraio è uscito il libro. Bello. Che bello. Quindi ci hai messo un anno e mezzo Sì, circa? un annetto e mezzo. Ah, un bel lavoraccio. Sì, non pensavo. Certo. Non pensavo perché quando vedo dei libri in libreria, cioè sono tutti bellissimi, le storie, tanta fantasia e poi li vedi, le librerie sono sempre piene sì. e quindi dici ciao, fare un libro, cioè fai così È un e ce l'ho. attimo, e E invece no. Ma ascolta, Bello. stai già lavorando al secondo? No, in verità no. Mi è già stato chiesto perché dei bambini, soprattutto quelli in prima e seconda elementare che sanno già leggere, mi hanno detto io il libro l'ho già letto, ma c'è anche il secondo. Ho detto no, No, non è Non c'è il tempo di respirare! Anche perché fare 5 storie, cioè non sembra, ma sono tante, si deve avere tanta fantasia. Quanto lunghe sono? 3 paginette più o meno. Ok. Vabbè, ma comunque- dipende anche quanto è scritto Certo, grande. sì. Questo libro ha alta leggibilità. Quindi vuol dire che anche i bimbi che hanno un po' più di fatica a Ok. leggere, con questi caratteri sono aiutati. Ho Certo. capito. Fanno meno fatica. Bello, quindi è Bellissimo. inclusivo. Esatto, Quello sì, Inclusivo. assolutamente. Bello. No, mi Bello. piace molto come è uscito, devo dire la verità. Mi è Bello. arrivato lo scatolone a casa con le prime 2 copie, l'ho aperto e ho detto, è tutto vero, è mio! È il mio! Giuro! Poi il cartolaio e libraio del mio paese ha creato la vetrina solo col mio libro. Federico, ti voglio bene. Solo col mio libro, non avete idea. L'imbarazzo, perché poi è nella via della scuola. Quindi qua c'era la vetrina, qua c'era la scuola, io passavo così. Tac. Che imbarazzo! Però stupendo, sono contenta che sia piaciuto. Bene. Ho girato delle biblioteche, ho girato dei centri commerciali che mi hanno chiesto di andare a fare un po' firmacopie e anche laboratorio e ho visto i bimbi davvero soddisfatti, anche i genitori. Cioè, Bello. purtroppo questo libro i bambini se lo vedono in libreria magari non è il primo che scelgono perché Sì. scelgono quello del personaggio preferito, Certo. cartone animato Certo. preferito, però se l'adulto sa che dietro al libro così c'è Uno un'idea, studio. esatto, Certo. magari è più propenso poi A comprarlo. Quindi se Certo. volete fare un bel regalo di Natale, Esatto. Eccolo Anche lì. perché tra poco è Natale, quindi raga, Manca correre in libreria. Correre. Esatto, esatto. E raccontaci un po', quali sono le frasi più strane o buffe o imbarazzanti che Anche- ti sono state dette? Anche perché, se non erro, è una tua rubrica su è TikTok. una mia rubrica, esatto, è una Vogliamo di la quelle più che strana. piacciono tantissimo. Vai. Oddio, la più strana in assoluto non saprei, ma questa settimana
Con la voce abbiamo- da bambino devi dirla, Questa settimana abbiamo dovuto giocare in salone perché poi Ok. pioveva. Mhm. E i bambini hanno delle costruzioni molto grandi, hanno costruito tipo una nave e c'erano sopra 2 bimbi. Il bambino che spingeva Ok. gli ha detto: no, dovete scendere perché pesate 2 chilometri. Mi ha fatto riderissimo. E poi in queste occasioni, cioè non vai a dirgli no, guarda che si dice, li lasci chiacchierare tra di loro. Beh, prima ti fai una bella risata. Assolutamente no, io sono la prima che si mette a ridere come una matta. Prego. Troppo forti. Sì, E sì. momenti imbarazzanti, cose stranissime proprio che sono successe. Questa cosa non so se posso dirla, però ve la dirò. Beh, senza dire nomi, ovviamente. Esatto, Sì, no, esatto. vabbè. Una mattina una bambina è arrivata con un wurstel crudo in mano. Ok. Quella era la sua colazione. Oddio. Paretta! Anche io ero lì perché ho detto alla mamma: no, Non è il caso. non è il caso, non è una colazione sana, non mi sembra il caso, ma poi, cioè, tu la colazione devi fare prima di venire a scuola. Quindi non sapevo bene come approcciarmi e dire: no, non puoi, cioè, non sapevo come fare. Quello è stato un momento un po' imbarazzante perché mi sono ritrovata lì la bambina pronta a entrare in classe, la mamma: ciao, vai, io: no, cioè, oh! Sì, è un po' strano. Un'altra cosa che succede invece spesso è quando all'inizio dell'anno magari i nonni non conoscono bene la sezione o me e arrivano a prendere i bambini e si guardano intorno e dicono: dov'è la maestra? E io: Eccomi qua! sono qui! E quello è un po' imbarazzante perché dici: sì, vabbè, ok, che sono giovani, però boh, non così tanto, cioè non mi trovi, ma dai! Oppure mi salutano e mi dicono: e saluta la maestrina! Perché una volta si Oddio. usava che c'era la signorina, non c'era la Sì, maestra. sì. E allora dicono: saluta la maestrina al bambino. E io: oh mio Dio! Però i nonni li amo, cioè davvero, tanto cuore i nonni. Sono preziosi. Sono Molto, preziosi, sono proprio nonni. carini. No, ma poi ho dei nonni davvero patati, niente da dire. Bene. Però mi fa riderissimo. Un'altra cosa divertente che mi dicono i bambini, che mi chiedono spessissimo, tipo: dov'è tuo figlio? Dov'è tuo marito? Lo danno per scontato che sei una maestra, Io- quindi che sei grande, ecco. Oppure dopo le vacanze estive: ma cosa hai fatto da sola tutto questo tempo qui a scuola? Ah, perché? Io non vivo a scuola! Succede spessissimo. O ti incontrano al supermercato e ti guardano così: Tu esci dalla cosa ci scuola? fai? Perché sei qui? Però questa cosa secondo me l'avevamo tutti, l'idea Sì. che la maestra vivesse Sì, a un scuola. po' sì. Sì, d'accordo, sì. sono d'accordo. Perché tu arrivavi la mattina che era già lì e te sì. ne andavi che lei era ancora lì. Certo. Quindi Vero, dove vero. vive? A Mamma scuola. mia. Vero, vero. Troppo Ascoltami, forti. Linda, io sui tuoi social mi sono innamorato di tuo fratello. Mi sono innamorato di tuo fratello perché i suoi video, tra l'altro, sono andati viralissimi. È vero. Perché tuo fratello ha una passione molto Una particolare. passione pazza per i fazzoletti di carta. Adoro. E sai quando è nata questa passione? No. Alla scuola dell'infanzia. Ah, Non so bene come. So che lui è andato da una insegnante e lei gli aveva regalato un pacchetto con dei disegni. Lui si è ok. innamorato. O Amore a prima perché vista. il pacchetto è facile da tenere in mano, quindi può darsi. O per i disegni, non lo so, lui colleziona fazzoletti di carta. Ma infatti, ma ho visto che è proprio presissimo, cioè c'è una collezione da invidia. È vero, è vero. Però li usa. Li uso. Perché tanti Aia. nei commenti mi hanno detto: scusa, ma poi li utilizza? Sì, lui li colleziona, li vuole usare e poi dopo però se ha bisogno per i raffreddori o altre cose li utilizza. Per ma così- estrema necessità? No, Ah, li usa, proprio- li usa. ok, Ma sì. così non perde il pacchettino, il disegno del pacchettino. Ma infatti gli abbiamo detto: tienine uno di quella collezione Eh. che ti è piaciuto. Però lui fa: no, va bene Vabbè, così. sì, Tanto sì. c'è sempre il riciclo, quindi sì, poi ora che li finisce, cioè ha una scatola. Non so se l'avete vista, ha una scatola grossa così. Sì, sì. Fa riderissimo. Assurdo. Però la prima volta che gli ho fatto il video, l'ho fatto perché volevo vedere se era l'unico ad avere questa passione. Ok. Ok. Perché vedi tante collezioni di scarpe, borse, Sì, Barbie, sì. tante cose, però di fazzoletti non ne No. senti mai Ma sì. parlare. E invece ho scoperto che c'è anche altra gente che li Ah. colleziona, però in modo intelligente, non utilizzandoli poi. Esatto. Certo. Invece no, Fabietto lui li prende, li compra, abbiamo fatto una ricerca pazza per i fazzoletti di Halloween, l'anno scorso non li abbiamo trovati, quest'anno sì, grazie, meno male, però sì, ha questa passione pazza, che vi devo dire, è economica, Per quindi fortuna, io per fortuna. sostengo, Esatto. sostengo. Certo. E Sì, quelli sì. più particolari che ha trovato? Allora, secondo me questi di Halloween Ah. erano già molto particolari. Altrimenti le aveva un pacchetto della Miniso
piccolini così, con su tipo gli orsetti. Ok. Altrimenti vabbè, gli altri in realtà li trova un po' dappertutto. C'era stati quelli della Trudy, anche quelli molto particolari. Ok. Che dentro erano bianchi, mi pare, ma fuori avevano il disegno del peluche. Della Ah, Trudy. che belli. Poi c'è gli animali, Peppa Pig, Winx, Topolino, di Bellissimo. tutto davvero. Cioè penso che gli abbiamo preso tutti i pacchetti possibili e immaginabili. Esistono nella faccia della terra. Sì, sì, poi c'era anche quelli della Disney. No, ne è davvero tanti. Però... Beh, è una passione particolare, E interessante. i tuoi bambini? Allora, i miei bambini anche hanno i fazzoletti di Ok. solito e a inizio anno noi chiediamo ai genitori di portare una bella confezione di Ah, fazzoletti che sì. poi verrà condivisa durante l'anno. Però i nostri sono poi bianchi dentro. Infatti questi della Barbie abbiamo 2 bimbe che li hanno portati e sono gli unici pacchetti che abbiamo perché di bello. solito sono bianchi. Perché? Perché se vedono che ci sono quelli dei disegni, tutti a soffiare il naso! Diventa un po' così. Quindi Sacro. sì, esatto, cioè sono sempre là a prendere fuori i fazzoletti, invece bianchi lo usano per necessità. E collezionano anche qualcos'altro che tu sappia? Loro non lo so, so Ok. che sono amanti degli stickers. Ah, ok. anche loro Vabbè, anche a tantissimo. me piacciono molti sticker. E adesso c'è un cartone animato, non so se lo conoscete, di Gabby e la No. casa delle bambole. No. Questo cartone animato molto carino, simpatico, è uscito anche il film al cinema se non sbaglio, ha tanti personaggini e quindi so di bimbe che magari nelle patatine o non so dove trovano questi personaggi, Ok. un po' come facevamo noi con gli ovetti Kinder, Ok, che vado. hanno tutti questi personaggini da Sì. collezionare. Però collezioni, secondo me no. Qualche maschietto alle macchinine. Ok. E le Ok. figurine esistono ancora? Figurine sì, però secondo me sono in un'età in cui È più ancora avanti, troppo è più piccoli. avanti. Forse alle elementari. Sì, Sì, alle elementari all'inizio. già sì, calciatori, cucciolotti, tutti sì. quelli. No, i miei figurine no, forse perché o sono un po' difficili da aprire Può essere, o perché vero. devi far combaciare figurine e numero e mi viene un po' difficile, sai. Quindi no, collezioni strane che io sappia no. Niente di Però strano. adesso che me l'avete detto, Indaga. Indago. Indaga. Bene, allora, Giochino. noi abbiamo un giochino. Vai. A proposito del tuo Prendiamo- grembiule. Sì. Mhm. Allora, noi adesso ti diciamo 4 oggetti e tu Ok. ci devi dire quale di questi 4 è più probabile trovare a fine giornata sul grembiule. Ok. Vai. Allora, aspetta che li ho persi, dov'è che sono, amo? Ok, perfetto. Allora, 1, un dinosauro di plastica. 2, un biscotto mezzo sbriciolato. 3, una chiave misteriosa. 4, un fiore rinsecchito. Allora, sicuramente il biscotto potrebbe essere tra le priorità, Papabile. però non abbiamo appunto la merenda in classe. Quindi loro più che il biscotto, il pane. Ah, ok. Ok. A Ok, pranzo va bene. c'è sempre il bambino che chiede il pezzo di pane in più e poi se lo infila in tasca. Questa cosa fa riderissimo. Anche perché fuori dalla nostra scuola c'è tipo un ruscelletto con le papere e so di tanti bambini che dopo scuola vanno da mangiare alle papere. Che bello. Sì, ma col pane della scuola! Quindi, vabbè. Quindi sì, il pane più che il biscotto. Il dinosauro sì, può darsi, perché qualcuno, soprattutto i piccoli, possono portare qualcosina da casa come oggetto transitorio casa scuola. La margherita rinsecchita probabilmente. È il Infatti numero abbiamo uno. pensato anche noi a quella Sì, cosa. perché per assurdo da febbraio fino a giugno le trovi nei grembiuli. per Sicuro, forza. sicuro. Poi qualcuno le vuole mettere nei capelli. certo. E si fa la coroncina. Che bello la coroncina che incastri. Qualcuno sa già farle. Bello. Alcune bimbe lo sanno già fare. Sì. Pensa a te, pensa a te. Stupendo, la Sì. facevo sempre io. Io non sono in grado di No, ma farlo. io la facevo all'asilo, Perché eri brava, io no. Ero brava, vedi? Non tutti riescono a farla. Io no. È facile. Ah, cavolo. Sì, sì. Eri brava, amore, eri ma già si vede- pro. sì, Eri già pro. Grande Esatto. manualità. Sì. Sì. Brava, motricità. Persa fine. tutta, però. Male. Malissimo. Devi venire con me a scuola che facciamo Eh. questi lavoretti. tutto. Mamma, mi piacerebbe... Guarda, Anzi, è scusate, un le sogno. attività. Perché se dico lavoretti poi Scusa. qualcuno si arrabbia. Attività. Attività. Belle, belle, belle. Bene. Molto. Bene, bene. Allora, in realtà siamo quasi giunti al termine della puntata. Ovviamente per chi ci ascolta c'è la mia rubrica. Ovvio. La mia rubrica è il Ciacoroscopo.
Bene ragazzi, allora, e come ogni puntata è il momento del nostro ciacoroscopo. Del tuo ciacoroscopo. Del mio ciacoroscopo. Il segno più fortunato delle prossime 2 settimane. Toro! Niente, non è il vostro. Niente gemelli. No, perché tra l'altro Dovete sapere che abbiamo scoperto che io e Irene siamo nate lo stesso giorno. 2 giugno. Vabbè, non diciamo l'anno. No, ok. Sì, 2 giugno. Sceglietelo voi l'anno. Va bene. Comunque gemelli. Gemelli, niente toro, mi dispiace. Quindi non siete fortunelle. Cari Toro. Ma io non sono mai fortunata a prescindere. Non è che... Allora, cari Toro, finalmente un po' di luce. Vi sentirete più sereni, più concentrati, con quella voglia di rimettere tutto in ordine. Tipo quando scarabocchiate tutti i pennarelli per buttare quelli scarichi non più funzionanti. In amore sarete più dolci e stabili e nel lavoro arrivano conferme e soddisfazioni. E se sei Toro e vai ancora a scuola, tutti 10 per te! Beato Grandi te, applausi Toro. per i tori. Vai Toro, vai! Aspetta, che fortuna. Vero. Però, devo tenere controllato il ciacoroscopo allora. Devi tenerlo sì. molto controllato. Mi serve, sì. necessito. Perfetto Linda, allora guarda, grazie infinite di essere stati qua con noi, stata qua con noi. Questa Grazie a voi puntata dell'invito. mi sono stradivertito io. Anch'io. Abbiamo imparato un sacco di cose. È vero, è vero. Sì. Io voglio farvi pagare ancora qualcosa in bergamasco, ma non mi viene in mente niente. Niente. No. Vabbè, adesso quando spegniamo ci insegni qualcosa, Esatto. va bene? Molto volentieri. Allora guarda, speriamo di riaverti ancora per qualche prossima puntata dove magari ci aggiorni, magari chissà, farei un salto di qualità e andrei a insegnare alle scuole superiori. Vabbè, è impossibile, Ah. penso. Ma Grazie, ma rimango all'infanzia. No, vabbè, noi ti aspettiamo qui per l'uscita del prossimo libro. Assolutamente. Esatto. Sarete i primi a saperlo. Esatto. Sì. E voi che siete da casa, come sempre, lasciate recensioni. Commenti, seguiteci su tutte le piattaforme, iniziate a seguire anche Linda Quasi Maestra per chi non la segue ancora. E per chi non segue il podcast di Esatto. Ciacoette, è il momento di iscriversi e attivare le notifiche. Brava! Top. Brava! Ed Quindi, ora? cosa facciamo con la nostra conclusione? È un rito. È un rito, Allora si dice cin cin a noi, a voi e a Ciacoette. ok? Cin cin a noi, a voi e a Ciacoette.